Questa è una scuola che non è percepita. In Italia ci sono più di 500.000 periti agrari e periti agrari laureati e sono uno dei pilastri della nostra società. Li troviamo in tutta la filiera agroalimentare, che oggi rappresenta il primo settore trainante dell'economia del nostro paese, quel famoso Made in Italy che tra l'altro molti paesi cercano di copiarci. Bisogna recuperare questa distanza tra la scuola, il territorio, le persone e il valore straordinario, plurisecolare che queste scuole hanno. E il valore pedagogico, normalmente le scelte, anche i genitori, ma chi fa orientamento, cadono sempre su quegli indirizzi che hanno una prevalenza di materie umanistiche. Ecco, la scuola agraria invece ha quell'equilibrio tra materie umanistiche e scientifiche che fa e aiuta le persone ad essere più persone, essere tecnici, essere professionisti, essere imprenditori. Questo è un valore che l'Italia dovrebbe riconoscere in modo migliore. Ecco, lei ha parlato anche di amore per la terra e la necessità che i ragazzi rimangano qua, non vadano via, cioè, sfruttando tutte le potenzialità della nostra scuola e poi dopo escono e non abbiamo i professionisti di ricambio generazionale. Per incentivare questo amore? Per incentivare questo amore bisogna dare un buon esempio. Bisogna sollecitare quel desiderio che in realtà stiamo soffocando nei nostri ragazzi. Noi purtroppo stiamo costruendo una società che allontana i ragazzi nel credere in se stessi. Ecco, dobbiamo recuperare questa distanza, questa difficoltà, ma non può farla da solo la scuola. La devono fare le famiglie, devono fare le comunità, quindi anche le amministrazioni, la devono fare le scuole e le università, la deve fare il decisore politico, perché non può essere distratto rispetto a questi temi.